La mozione sul contributo d'accesso al Comune di Venezia, presentata dalla consigliera regionale Baldin del Movimento 5 Stelle, è stata inserita all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale del Veneto, prevista per martedì 18 ottobre. Il Consiglio regionale potrà quindi esprimersi sulla tassa d'ingresso voluta da Brugnaro. La Baldin sostiene che sul regolamento che la governa ci sono dubbi di natura costituzionale riguardanti privacy e libertà di movimento delle persone. Chi ne potrebbe fare le spese, secondo la consigliera pentastellata, sarebbero i veneziani e ci sarebbero ricadute sul commercio e sull'artigianato. Si tratta di una decisione importante, sostiene la Baldin, che non può essere calata dall'alto. I veneziani devono poter dire la loro opinione anche tramite una consultazione popolare da svolgersi con gli strumenti più opportuni.